Torreglia, oggi protagonista Viaggiando Viaggiando. Ben trovati a tutti i nostri amici viaggiatori, sempre alla ricerca dei luoghi più belli vicino a casa nostra. Siamo in provincia di Padova, sui Colli Ugani, anche oggi per proporvi un itinerario, un'escursione secondo noi molto interessante. Inizieremo con Villa dei Vescovi, ma parleremo di tante altre cose. Tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. Luvigliano di Torreglia, in provincia di Padova, sui Colli Ugani, come abbiamo detto, per scoprire un gioiello donato a tutti i visitatori proprio da pochi mesi, di proprietà in questo momento del FAI. Annunzia Zatta, guida turistica e referente di zona proprio per il FAI. Parliamo di questo gioiello, vogliamo presentarlo ai nostri telespettatori che, come dicevamo, è visitabile da pochissimi mesi. È stata aperta la Villa dei Vescovi il 21 giugno di quest'anno 2011 e da parte del FAI finalmente una visita possibile tutti i giorni tranne il lunedì e martedì per quasi tutto l'anno. E viene considerata il massimo esempio di villa pre-palladiana dal punto di vista architettonico e di villa pre-veronesiana per quanto concerne le decorazioni all'interno. Parliamo un po' della storia di questa villa. Dunque, intanto bisogna dire è una grande opera di Giovanni Maria Falconetto, 1535, 7 anni servono per la costruzione della villa stessa, poi subentrano altri architetti, grandissimi nomi, oltre a Giovanni Maria Falconetto, progetto del Falconetto realizzato con la direzione dei lavori di Alvise Cornaro, voluta dal cardinale vescovo di Padova Francesco Pisani. A lui, al Falconetto, subentra poi, o meglio ad Alvise Cornaro che ne aveva diretto i lavori poiché il Falconetto era morto prematuramente, Giulio Romano, Andrea da Valle e Vincenzo Scamozzi, quindi parliamo dei nomi veramente grandissimi del Cinquecento padovano. Le varie proprietà. Dunque, è questa da sottolineare, sarebbe riduttivo, certo il capolavoro è un grande capolavoro del Rinascimento. Abbiamo detto 1535, dobbiamo dire abbiamo una storia vescovile millenaria, poiché tutto il territorio nord-orientale dei colli dove ci troviamo era stata una donazione imperiale verso l'anno 1000 e la Curia di Padova è proprietaria di questa zona e della villa che poi chiameremo dei Vescovi fino al 1962, anno in cui il vescovo Bortignon proprio vende la villa. Serviva alla Curia di Padova, servivano dei fondi per la costruzione di un istituto per i bambini disabili, ecco perché la famiglia Olcese ancora con maggiore slancio decide per l'acquisto della villa nel 62. È stato poi il conte Olcese, Vittorio Olcese, muore nel 99 ed è quindi del 2005 la donazione da parte della famiglia, della moglie e del figlio in memoria del marito e padre al FAI e Fondo Ambiente Italiano. Abbiamo fatto una bella presentazione, adesso è arrivato il momento di scoprire assieme questa meraviglia. E ci troviamo già all'interno di quello che era il Brolo e diciamo che già all'ingresso le suggestioni non mancano, Annunzia. Certo, da qua si nota già l'armonia che ci accompagna nella visita di questa villa e in quanto nacque proprio per volontà, dicevamo, del vescovo Francesco Pisani, perché desiderava la sua casa di riposo, per il riposo fisico e spirituale. Quindi iniziamo proprio a parlare della vera e propria villa veneta, anche se con l'eccezione della proprietà di un vescovo.
Qui ecco, la zona dove ci troviamo non faceva parte del progetto di Giovanni Maria Falconetto, in quanto la villa era un semplice cubo privo di scale, di scalinate esterne. Si accedeva dal pian terreno tramite una scala interna. Quindi soltanto 40 anni dopo, ecco, abbiamo avuto lo stravolgimento per quanto riguarda l'ingresso alla villa dal lato meridionale al lato occidentale dove ci troviamo ora, e la costruzione di questo muro merlato di quello che era il vero e proprio brolo della villa, quindi giardino, orto, frutteto. Secondo me se una persona veniva qui la primavera scorsa, adesso potrebbe pensare a un miracolo. Sì, in effetti c'erano tonnellate di terra fino al mese di aprile del 2011, la promessa che il FAI faceva di aprirla nel giro di poco, e quindi è stato proprio mantenuta il 21 giugno, è stato proprio un miracolo ed è stato uno dei 3 regali che il FAI ha voluto fare all'Italia per i festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia. Il primo, il negozio Olivetti in piazza San Marco a Venezia, il secondo, la Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia nel Parco regionale dei Colli Euganei, e il terzo, tra pochi giorni, il Bosco di San Francesco ad Assisi. As it cries, listen to the rain. Here it comes again. Hear it in the rain. Touch of tears that fall, they won't fall forever. In the way the day will flow, all things come, all. Ci troviamo nel terrazzamento occidentale della villa, realizzato circa 40 anni dopo il progetto originario del Falconetto, quindi estraneo al progetto originario della villa, per un tentativo comunque dell'architetto Andrea D'Avalle di una maggiore compenetrazione tra l'elemento naturalistico e l'elemento architettonico. Quindi non c'erano le scale esterne, non c'erano questi terrazzamenti, quindi prevaleva l'armonia della loggia e quindi il vescovo Francesco Pisani puntava proprio su questa residenza di campagna. Ecco, il periodo, sono i tempi che diventano maturi per parlare di una casa di campagna, in cui quindi poi ci sarà un passaggio graduale di questa fusione, per questa fusione tra natura e architettura che troverà, ecco, la perfetta fusione con il Palladio. Un giovane... A proposito di Palladio, qui a prima impressione ci sono qualche cenno che poi ritroviamo invece nello stile palladiano. Dunque, un paragone che viene spontaneo, visto che adesso cominciamo a capire lo sfruttamento di questo declivio naturale di questo luogo alluvigliano, è un paragone che fu fatto in corso d'opera proprio per l'ispirazione che il Palladio prese venendo qui per la sua villa rotonda a Vicenza, poiché questo colle di facilissima ascesa con i campi assoggettati dall'uomo, che dà l'impressione di un molto grande teatro, sono le parole del Palladio per la sua villa rotonda, ma che si possono fare proprie qui nella Villa dei Vescovi. Un giovane Palladio, 18enne Palladio, quale garzone di bottega, era presente qui col Falconetto. Veramente molto affascinanti queste storie. Tra pochi minuti ritorniamo sempre qui per scoprire e continuare assieme a visitare questa villa meravigliosa. Tra pochissimo vi aspetto.
Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati tutti i nostri amici telespettatori oggi alla scoperta di questo gioiello del FAI Villa dei Vescovi, sempre con Annunzia Zatta che è referente del FAI nonché guida naturalistica ambientale. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori, dare qualche suggerimento, informazione di servizio, come si arriva in questa zona dei colli e poi naturalmente continueremo nella spiegazione di questa villa. Siamo a pochissimi chilometri dalle Terme Euganee, prima di tutto, quindi da Abano e Montegrotto, e quindi un bacino che già di per sé attira tantissimi visitatori. E la villa è quindi aperta con orario continuato dal mercoledì alla domenica. Il FAI ha reso possibile ciò che di solito è solo teoria, ma che qui viene invece constatato, toccato con mano dai visitatori ogni giorno, un bene fruibile a tutti, un bene di tutti e per tutti, per meditare nel bello ancora oggi, un qualcosa di più unico che raro. Infatti il FAI invita a rimanere in villa il più possibile, cioè si può navigare liberamente con una connessione wifi senza registrazione. Si è invitati a sedersi comodamente per leggere un libro, per studiare, per passare il tempo, per rilassarsi, e c'è anche a disposizione un self caffè, qualcosa anche di nuovo, di moderno, ecco, per la nostra epoca, e anche spaziare nel giardino, in questo vigneto che è rimasto vigneto come lo era nei tempi in cui il Falconetto non aveva ancora lavorato, ma c'era già un palazzo episcopale già ai primi del 1200. Alle nostre spalle quella che è la vera entrata di questa villa. Sì, è sempre stato questa facciata meridionale, l'ingresso, si vede l'arco con questo pugnato rustico a raggiera, realizzato da Giulio Romano, Giulio Pippi, Giulio Romano, architetto che ha lavorato per i Gonzaga, chiamato dal vescovo Francesco Pisani in persona, in quanto non era un semplice spettatore, ma era appunto, aveva altro che mani in pasta, e quindi è andato alla ricerca di questo grande architetto che qui ha lasciato in particolare il pianterreno della villa. Fa un po' strano quando si arriva in questa bellissima villa a vedere gli altre due facciate con queste scalinate, con questi terrazzamenti pazzeschi, e poi scoprire che il vero ingresso invece di questa villa è questo. Perché anche gli altri lati erano così, dovevano rimanere così secondo il Falconetto, e qui si dà un'occhiata, si vede l'architettura tipica del Falconetto che si trova anche nella loggia Cornaro a Padova e nelle altre sue realizzazioni, con il fregio all'antica realizzato dal Vittoria, con le due vittorie alate che sono un po' quasi la firma del Falconetto stesso. Siamo nel piano terreno della villa, con un'alternanza di volte a crociera e a vela, e dove un percorso didattico ci permette di capire un po' la storia della villa e di chi ci ha lavorato. In particolare un modellino ci fa vedere com'era la villa del Falconetto, quel cubo di cui abbiamo parlato, e soprattutto ecco, si nota il tetto completamente diverso da quello di oggigiorno. La villa è rimasta così per 40 anni, quindi fino a che negli anni 70 del 1500 scompare l'impluvium, quindi c'era un cortile pensile come nelle antiche case dei Romani, prevale la moda veneziana, e a metà del Settecento, non si sa per volere di chi, per mano di chi, ecco, viene realizzato un salone passante che connette le due logge, con una ridistribuzione quasi totale delle stanze all'interno, che prendevano luce un tempo
tempo da questo impluvium, e la grande novità, grazie all'accuratissimo restauro del FAI, è che sembra che anche il falconetto abbia preso spunto per la sua villa da una preesistente costruzione che presentava già l'impluvium. Siamo saliti sul piano nobile, proprio poc'anzi abbiamo parlato di quello che è ed era il salone passante. Dunque è il salone passante dove un tempo qui nel centro, con un 6,30 metri per lato, c'era il cortile pensile come nelle antiche case dei Romani, dicevamo. Poi abbiamo questo salone passante che collega la loggia est alla loggia ovest, quindi con 5 stanze a destra e 5 a sinistra. Dicevi che è stata rifatta un po' tutta la distribuzione delle stanze quando è stato creato questo salone passante. Certo, e quindi a metà del Settecento c'è stata una ridistribuzione totale. Per questo motivo è stata persa una parte, diversi metri quadrati di affreschi del pittore fiammingo Lambert Sustris, che è l'unico che ha lavorato qui in questa villa. Parliamo un attimo anche, abbiamo detto più volte, questa vuole essere una villa viva, una villa fruibile a tutte le persone che vengono qui, le persone adulte ma anche i bambini, dando molti servizi. Certo, penso veramente che spesso per le famiglie sia un problema dedicarsi alla propria passione per l'arte, per la storia. Qui si viene anche con bambini piccoli, c'è un servizio di self caffè, dicevo, ma soprattutto dei laboratori didattici. La domenica pomeriggio i genitori effettuano la loro visita, guidata o non, con audioguide o con servizio guida, e i bambini hanno il loro laboratorio didattico e si divertono molto, oltre che a venire a contatto con il bellissimo giardino della villa e anche un primo approccio con l'arte. Tra l'altro è molto bello perché sono stati creati proprio degli spazi apposta per lasciare proprio le persone a vivere direttamente, sentirsi un po' padroni, se così si può dire, di questa villa. Certo, il FAI è proprio voce del verbo fare in questo senso, e quindi la villa è fruibile a tutti, non solo con i servizi per convention, per meeting aziendali, matrimoni, però si può addirittura soggiornare in villa, passare la prima notte di nozze o un piacevole soggiorno di una settimana nella foresteria, che è qui sopra nella zona mansardata, 2 appartamenti perfettamente arredati. Andiamo a vedere qualche altra stanza, andiamo qui dove ci sono degli affreschi veramente molto molto belli. Andiamo a vedere a questo punto un'altra sala con degli affreschi molto interessanti, il Salone degli Eroi. La sala degli eroi o delle figure all'antica. Qui ha lavorato Lambert Sustris, come in tutta la villa, è il suo capolavoro. Ha lavorato per il Falconetto anche a Padova, però qui ha lasciato il ciclo di affreschi completo. E qui si respira la romanità, siamo quasi in soggezione davanti a queste figure paludate all'antica. Il Sustris, pittore fiammingo, forse sconosciuto ai più, però che ha dimostrato, dobbiamo capire, che si è conquistato un po' questa committenza da parte del vescovo Francesco Pisani. Era l'unico, si può dire, che poteva garantire 3 elementi: la conoscenza della Roma antica, della Roma immediatamente post-raffaellesca, questi paesaggi a volo d'uccello tipiche della pittura nordica, e una pittura veneziana, tizianesca, era quello che si voleva in questa zona, nella campagna veneta, poiché amico e collaboratore del Tiziano, non solo perché sono gli anni del Tiziano, il 40 e il 50. Lavora qui dal 42, è importante dire, perché è l'unico modo per dare una datazione a questi affreschi, all'unanimità attribuiti nel 1966 a Lambert Sustris, poiché ecco sicuramente una datazione certa ora dal 42 al 48, poiché le 2 finestre chiuse in corso d'opera nella facciata meridionale sono state chiuse, non è stato un errore madornale del Falconetto, ma per le esigenze, per la realizzazione, per un'esigenza di continuità nella decorazione parietale del Sustris.
siamo arrivati alle battute finali ormai anche di questa puntata di Viaggiando Viaggiando. Prima di chiudere, di salutare, però vogliamo dire due battute anche su questa che è la loggia est della Villa dei Vescovi. È una delle due logge, la loggia est, che dà sulla piana di Montegrotto e Torreglia, e qui si nota la differenza tra il capire e il sentire la villa. Qui il visitatore si innamora di Villa dei Vescovi e proprio gradirebbe rimanere per tante ore, cosa che spesso avviene. Qui ci sono le 4 pareti affrescate sempre dal Sustris, in cui l'elemento architettonico entra nella pittura. Magari siamo abituati a vedere questo in tante ville, dobbiamo capire che è stata una grande novità per l'area veneta nella prima metà del Cinquecento, quindi la balaustra del Falconetto che ritroviamo nella parte interna, nella parete interna affrescata, gli archi che si riflettono nella decorazione appunto all'interno. Vogliamo dare in chiusura di questa puntata le ultime informazioni di servizio ai nostri telespettatori, giorni d'apertura e qualche coordinata per avere delle informazioni. Ci troviamo quindi a Torreglia, in provincia di Padova, circa 10 km a sud-ovest di Padova, nel parco regionale dei Colli Euganei, nel paesino di Luvigliano. Villa dei Vescovi, telefono è 049 9930 473, l'email è faivescovi@fondoambiente.it. La villa vi attende per la visita dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 17, e solo su prenotazione il martedì. Io ti ringrazio veramente anche il FAI per aver ridato la possibilità a tutti quanti noi di visitare un gioiello come questo e per averci permesso appunto di realizzare questa puntata. In chiusura voglio ringraziare naturalmente anche Turismo Padova Termini Euganei che sta collaborando con noi per la realizzazione di tutti questi appuntamenti dalla provincia di Padova. Siamo proprio in chiusura, voglio ricordarvi che da un paio di settimane è attiva la nostra pagina di Facebook, quindi cliccate tutti quanti Viaggiando Viaggiando, diventate nostri amici come si suol dire in linguaggio. Perché? Perché naturalmente potete trovare tutte le puntate di Viaggiando Viaggiando come su YouTube, ma anche tutta una serie di gallery fotografiche con quelle che sono un po' il dietro le quinte della realizzazione di queste puntate, anche con una serie di anteprime. Quindi vi aspetto anche per avere un modo per dialogare più direttamente. Siamo proprio alla fine, vi do appuntamento fra 7 giorni perché ci sarà una puntata per noi importantissima, è il nostro compleanno, ma diciamo nulla, tutto questo fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, e come di consueto viaggiate assieme a noi.